in giro e siamo tornati in Friuli Venezia Giulia, questa splendida regione italiana, ma siamo tra l'altro in un posto molto particolare, nel cuore del Collio Goriziano, con la signora Barbara che è la signora del Castello di Spessa. Siamo in un posto decisamente bello, un castello pieno di storia, in mezzo ai vigneti, in una natura eccezionale, ma sarà la signora Barbara a raccontarcelo un po' la storia di questo affascinante castello. Beh, innanzitutto ti ringrazio per i complimenti. Se dobbiamo parlare di storia allora dobbiamo soffermarci un bel po', però racconterò così brevemente un po' qualche tratto saliente di questo terroir, di questo piccolo angolo di terra friulana che appunto si fa parlare di sé dalla notte dei tempi, dal periodo romano. Infatti dove oggi sorge il nostro ristorante gourmet della Tavernetta abbiamo trovato un forno a 3 fornici che serviva appunto per la produzione di manufatti ed utensili nel periodo romano. Ma proprio qui sull'Artura, su questo colle, dove sorge oggi il castello, abbiamo trovato anche un mosaico pavimentale, segno che c'era un insediamento romano e quindi una villa romana e un castrum probabilmente. Per cui da questo impatto, da questo primo insediamento romano si passa poi alle varie invasioni. Ricordiamo sempre che il Friuli è stata terra da sempre occupata, per cui arriviamo anche ai nobili signori dei primi del periodo medievale, quindi possiamo ricordare i Rassauer, i primi proprietari che appunto abitarono qui nel 1500 e infatti le fondamenta di questo castello sono medievali, fatti ancora prima, quindi nel 1300. Per cui questo castello inizia con questi nobili signori una nuova vita perché dai Rassauer ai Della Torre, che era una famiglia molto importante, i Friuli, ricordiamo i Della Torre come i Toriani, i Turnum Taxis, coloro che inventarono il taxi poi peraltro, certo. Ospitarono qui anche Giacomo Casanova e fecero di questo castello la loro dimora preferita per i periodi estivi. Quindi ospitarono non solo Giacomo Casanova, che peraltro lasciò qui alcuni ricordi e poi magari ne parleremo, ma anche Lorenzo da Ponte, che era il librettista di Mozart. E dopo di lui ovviamente si ricordano anche i periodi della guerra. Quindi la cantina soprattutto è stata interessata e occupata dai comandi militari sia durante il primo conflitto che durante il secondo conflitto, per cui in questo castello veramente, se vogliamo parlare per ore di storia, lo possiamo fare. Però mi sembra che anche i militari che hanno abitato il castello hanno avuto rispetto per il castello, perché gli italiani prima, gli americani dopo, mi sembra che non abbiano lasciato tracce importanti negative, ecco. Siamo stati fortunati in questo senso, perché veramente hanno rispettato il castello, anche se purtroppo una bomba è caduta in castello ma ha rovinato una piccola parte del retro del castello durante la prima guerra mondiale. Secondariamente poi dobbiamo molto anche agli abitanti di Caprive, che hanno sempre cercato di difendere questa proprietà, anche se non loro, perché ovviamente era il simbolo del paese. Certo. Questo castello è adornato di vigneti, poi c'è il campo da golf, adesso Barbara ce ne racconterà, quindi è in mezzo al verde da tutti i punti di vista nel vero senso. Allora abbiamo parlato di guerra, di momenti tristi, parliamo di momenti belli, quindi di una storia più recente. La famiglia Pali da quanto tempo è proprietaria del castello e come è composto questa struttura, questa grossa proprietà, perché non si tratta solo del castello? Sì, effettivamente questo castello con tutti i casali limitrofi è stato acquistato nel 1987. Dapprima avevamo acquistato una azienda agricola a 2 chilometri da qui, nella zona della Boatina, che oggi è sede delle nostre cantine di vinificazione. Quindi vinifichiamo a 2 chilometri dal Castello di Spessa, mentre al Castello di Spessa invecchiamo i nostri vini rossi. Tutti sanno che i vini bianchi, specie quelli del Collio, sarebbe veramente un peccato invecchiarli o passarli in legno. Tuttavia abbiamo mantenuto un vino solamente, che si chiama il Santa Rosa, che passiamo leggermente in legno dal 1990, anno peraltro il primo anno di vinificazione,
il primo anno con cui abbiamo vinificato con il nome Castello di Spessa, per appunto mantenere questo ricordo e anche la moda dell'epoca in cui si vinificava anche i bianchi in legno. Tra l'altro questa cantina che noi stiamo vedendo in questo momento è bellissima anche da un punto di vista scenografico, non soltanto da un punto di vista tecnico e pratico. Sì, effettivamente la cantina è stata recuperata, risistemata, ristrutturata e ripulita, portandola proprio ai vecchi fasti, agli antichi splendori, perché effettivamente la cantina è proprio sono le fondamenta del castello, per cui ci sono tutte queste pietre facciavista, certo, tutte queste volte a botte, e perché no, anche questo bunker militare collegato alla cantina che è veramente di grande fascino e che oggi è la nostra barricaia. Certo, e che tra l'altro viene utilizzato anche per i matrimoni, perché è una struttura, è una location che indubbiamente si presta molto bene per ricevimenti di tutti i generi. Il castello si presta molto, infatti abbiamo parecchie richieste, avendo un bellissimo giardino, delle sale che si possono un po' modulare anche a richiesta, un bellissimo terrazzo, chiaramente la richiesta c'è. Sì. Benissimo, e questo è bello perché sposarsi in un ambiente così bene si fa, come dire, si parte bene per la vita futura degli sposi. Diciamo che è una buona partenza. Una buona partenza. Sicuro, Quindi sì. Parlavamo della proprietà, cos'altro fa parte della proprietà? Allora, della proprietà è quel che si può vedere qui, che lei ha visto oggi, ovviamente il nostro ristorante albergo La Tavernetta al Castello, che è il nostro ristorante di riferimento, il ristorante gourmand, una cucina regionale di carne e di pesce, e poi ovviamente la nostra osteria voluta apposta per diciamo così ricevere anche il golfista che non vuol sentirsi stretto in un servizio magari come quello della Tavernetta, che è un attimino un po' più alto, ecco. Sì. E poi il nostro golf club, che ovviamente è un golf club recente del 2005, però ovviamente è unico in Friuli e penso anche in Italia, perché è l'unico golf club dove il giocatore può giocare tra i vigneti immerso nel verde, certo, della natura. Molto particolare. Molto particolare, esattamente. Che tipologia di campo da golf è? Quante buche? Allora, sono sempre 18 buche, un par 71, è un campo abbastanza complesso ma anche no, divertente. A ogni buca è stato dedicato un nostro vino, per cui ogni partenza e ogni buca ricorda con una foto un nostro vino, un nostro distillato, per cui voglio dire è anche divertente, ed è divertente sicuramente per tutti. Certo, e parlando di divertente, divertimentifici e di chi tanto si è divertito, non possiamo che parlare di Giacomo Casanova. Infatti è venuto qui veramente a divertirsi, lui pensava di divertirsi, però poi ha trovato un conte abbastanza ostile ad ospitarlo, perché ovviamente lui si era invaghito, Casanova, di una sua serva, all'epoca era così, una tal Sgualda, che il conte cercava di concupire da anni. C'è stata una scaramuccia d'amore. C'è stata purtroppo una scaramuccia d'amore per questa donna, per questa signora, per cui Casanova venne addirittura alle mani per proteggere questa donna con cui era stato colto in fragrante durante una notte d'amore dal conte, no? Quindi Casanova, per difenderla dagli attacchi del conte, ha subito alzato le mani verso il conte. Quindi è stata una cosa proprio È stata irruenta. una cosa irruente, passionale, irruente, per cui Casanova, che già fuggiva dall'Inquisizione veneta, certo, per cui si era rifugiato qui per trovare un po' di pace, continuare a scrivere il suo libro sulla storia delle turbolenze sulla Polonia, e dove ha terminato peraltro di scrivere, ha trovato sì ricovero e ristoro, però ha trovato anche, diciamo così, la rabbia del conte quando l'ha trovato con questa contadino. Lui era un monello e ha trovato pane per i suoi denti. E tutto questo però lo scrive nelle sue memorie, per cui dedica 4-5 pagine di questo periodo, quindi parliamo del 1773,
in cui lui visse qui e racconta appunto di cosa si allevava al Castello di Spessa, che tipo di vigneti, come si viveva, qual era il tipo insomma di vita che si faceva all'interno del castello, la società dell'epoca. Quindi per cui abbiamo uno spaccato molto interessante del periodo settecentesco. Certo. Sì. E invece parlando di eventi, perché sia da un punto di vista sportivo che da un punto di vista culturale sono tanti gli eventi dove il castello è chiaramente la location, ma è anche un po' protagonista della cosa. Certo, organizziamo spesso dei trofei di golf, uno in particolare dedicato anche a Giacomo Casanova, altri dedicati ovviamente all'enogastronomia, perché ovviamente il Collio Goriziano non è solo parlare di vino, ma anche parlare di buon cibo, quindi una cultura nel cibo e anche ovviamente nel vino, e quindi dedicati un po' abbiamo una gara, un trofeo dedicato ai ristoratori. E poi dobbiamo parlare sicuramente del premio dedicato a Giacomo Casanova, che è un premio ovviamente che abbiamo voluto già da 13-14 edizioni, quindi da parecchi anni, proprio per celebrare questo personaggio. Che periodo è? Di solito il primo venerdì di luglio, per cui diventa anche una serata piacevole, perché organizziamo un premio dedicato alla musica, dove premiamo un personaggio che si è particolarmente distinto in questo campo, e questo premio è preceduto da uno spettacolo musicale e dalla premiazione solenne, e dopodiché da una cena ovviamente che ricorda Giacomo Casanova, qui sorseggiando un buon bicchiere di Pinot Nero dedicato a lui, Pinot Nero Giacomo Casanova, che tra l'altro è decisamente squisito, perché ho potuto degustarlo proprio ieri sera con una cena molto particolare, quindi è molto bello il ristorante, ottima la gastronomia e quindi i vini ci vogliono. Ma parlando di vini, quali sono le etichette legate al castello? Le etichette legate al castello sono senz'altro quelle che riportano i nomi dei proprietari che hanno vissuto qui, quindi ovviamente Giacomo Casanova, questo Pinot Nero, oppure il Toriani. Il Toriani è un Merlot in purezza, è sempre una riserva, oppure il Santa Rosa, che è un Pinot bianco leggermente passato in legno, oppure il Segret, ecco il celebrato Segret, che è un Cru di Sauvignon, vigneti ovviamente del Collio che vediamo qui attorno alle nostre buche, nel nostro campo da golf, che ogni anno, non sempre, però vengono celebrati con qualche premio molto importante, quindi questo ci fa onore. Primariamente ci fa piacere, e poi si potrebbe anche parlare dei vitigni internazionali che comunque alleviamo per ovviamente la distribuzione, per completare insomma la nostra offerta. Certo. Benissimo, e allora grazie. In questa cornice eccezionale vedrete, avete visto delle foto decisamente belle, perché veramente ogni angolino è un angolo di paradiso. Noi vi salutiamo, Rosanna Fudoli e la signora Barbara, la signora del Castello di Spessa. Vi aspettiamo su viaggivacanze.info con un bell'articolo con tantissime fotografie dedicato al Castello di Spessa e questo angolo di paradiso. Alla prossima! Arrivederci!